Ci siamo. Vediamo. Dovrebbe funzionare tutto. Perfetto. Partiti. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Finalmente ritornati in live. Dopo anni. Ciao Briccolo. Ciao bello de casa. Come va? Tutto a posto? Ciao Marco. Ciao Riccardo. È da un po' che manco. È da un po'. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao Ema Boy, ciao Orti, ciao a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Lo so, è da un po' che non mi vedi perché ultimamente sono molto impegnato e quando non sono impegnato sono stanco, quindi è difficile trovare tempo per stare dietro a YouTube, per stare dietro a Twitch. Oggi sto sacrificando un po' del mio tempo per riposare, per fare una live, perché secondo me andava fatta. Bisognava parlare un po' di tutto quello che sta succedendo, anche se in realtà c'è ben poco da dire, secondo me. Lo so, Briccolo, lo so, lo so, lo so. Ciao Marti, un bacione. Stanco, sono stanco, ma sto bene, sto molto bene. Ma poi, come posso risponderti? Sinceramente, secondo me lascia il tempo che trova, partendo dal presupposto che uno come Gattuso, secondo me, a Cagliari non ci viene. Ma anche se fosse, non è Mazzarri il problema, come non lo era Zenga, come non lo era Maran, come non lo era Rastelli, come non lo era Lopez, come non lo erano tanti allenatori, perché il tempo passa, ma la situazione rimane ciclica. Ogni anno succede sempre la stessa cosa. Il che vuol dire che non è il mister il problema. Probabilmente se si allestisse una rosa all'altezza potremmo migliorarla. Però non è il mister il problema. Secondo me non è per niente il mister il problema. Riccardo, è sempre la stessa storia, sempre la stessa storia. Ma tralasciando che sia fantasia o meno, lascia il tempo che trova. Marco, cosa ne penso? Io penso che per dare uno scossone alla squadra possa servire una qualsiasi partita. Quindi ben venga una vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia, che se non sale in Serie A ce la ritroveremo come sfidante l'anno prossimo. Quindi ben venga. Buonasera Matte, buonasera. Vabbè, per Zola c'era anche l'inesperienza, eh? C'è da dire anche questo. Una domanda ce l'avrei, ma tu pensi che Capozucca sia cambiato rispetto a prima? Nì. Io non credo che sia cambiato, ma credo che abbia ancora meno potere decisionale rispetto a prima. Il che fa tanto, specialmente in un ruolo come quello del direttore sportivo. Non so quanto margine di manovra abbia veramente Capozucca attualmente nel Cagliari. Non ne ho idea. E un po' mi spaventa scoprirlo.
Guarda, a me ancora roda la non conferma di Zenga. Sono convinto avrebbe fatto bene. Con i se e con i ma la storia non si fa, Ale. A me Zenga non è mai piaciuto, però è palese come il Cagliari negli ultimi anni non abbia mai avuto un progetto, parola di cui la società si è sempre riempita la bocca, no? Progetto di qua, progetto di là, ma non è mai stata data una continuità tattica a questa squadra. Nel bene o nel male, che il Cagliari andasse bene o che il Cagliari andasse male, la società ha sempre cercato di dare una testa ai tifosi per potersela prendere con la testa che è stata tagliata. Molte volte è stato il mister, altrettante volte è stato il direttore sportivo, ma pochissime volte era veramente colpa di quelle persone, veramente molto molto poche. Ma poi siamo in due, però ripeto, non è un problema del mister secondo me. C'entra poco. Ma ti pare, Marti? Ma ti pare? Sante parole, sante, sante. Io ancora non capisco perché ci siamo tenuti uno come Seter, il capocannoniere della Primavera 1, l'abbiamo mandato a Legnago. Cioè, lasciamo perdere. Ma se vai a vedere chi è che ha inciso, il Cagliari di Maran, secondo me, quell'anno ha azzeccato pochissime partite, le altre ha viaggiato sull'onda dell'entusiasmo e ha giocato bene, nulla gli si può dire. Però anche lì, in quel caso si parla di meriti, non so quanti in realtà ne avesse Maran, ma rimane il fatto che il problema non è il mister. Ciao Ivan, cosa ne pensi dei possibili rinforzi Izzo e Rincon del Torino? A me sinceramente non dispiacerebbero, però boh, vabbè, non lo so. Fa rabbia vedere un atteggiamento in campo come quello avuto contro l'Inter. Hai pienamente ragione, Cappi, anche perché me lo dici con l'immagine de... Oddio, All Might, non mi veniva il nome. E sì, è scandaloso, è veramente scandaloso. Su questo gli do assolutamente ragione, Giuseppe. Assolutamente. Ciao Marco, d'accordo con te su Capozucca, ma tanto da Cagliari decide, da anni decide sempre solo uno. Esattamente. L'hai detto tu, Marco. L'hai detto tu. Ciao Ale, ciao Matte. So solo che con Semplici ne abbiamo vinte molte, non era da esonerare. Non era da esonerare per me, per il semplice fatto che tu hai deciso di continuare con Semplici e quindi dovevi continuare con Semplici, non lo puoi esonerare alla terza giornata. Se tu lo devi esonerare, lo esoneri a salvezza ottenuta. Il problema di questa dirigenza è che assume mister a rotta di collo, così come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse un bilancio da rispettare, promuovendogli contratti pluriennali da milioni e milioni per poi esonerarli e prendere altri mister con contratti pluriennali da milioni e milioni. Che non ha senso, non ha minimamente senso. Giovannini non ha voluto spendere e Capozucca si è dovuto adeguare. Abbiamo fatto un mercato da 100.000 euro. È surreale per una squadra di Serie A. Assolutamente. Però non so quanto Capozucca dopo un po' non diventi anche lui artefice di questa situazione. Perché io, quando se ne andò via per la prima volta da Cagliari, fui contento per il semplice fatto che finalmente vidi un uomo che non si faceva pisciare in testa. Un uomo che aveva gli attributi. E quel vecchio Capozucca è sparito. Purtroppo non sto seguendo la primavera, Marti, purtroppo no. Quindi non ti so dire come sta andando. Ciao Robert. Ciao Argo, bentornato. Io sono ottimista, beato te, beato te. Non tanto per fiducia verso la squadra, perché quanto perché
il livello della Serie A è talmente basso e ci permette di giocarcela anche se facciamo schifo. Per ora ci permette questo. Guarda, io Marco, sarà il fatto che sono un continentale, che il mio legame con la Sardegna comunque è abbastanza lontano, ma io personalmente non vado a ricercare questo nella mia squadra. Poi capisco che sarebbe comunque un qualcosa di eccezionale avere il presidente sardo, la squadra tutta composta da sardi e lottare in Serie A. Però non dobbiamo replicare l'Athletic Bilbao, non è necessario. L'importante è che in campo scenda una squadra che dia il tutto per tutto, vabbè, che dia il massimo per la maglia, a prescindere che sia italiano, uruguagio, sardo, conta poco la nazionalità. Io chiedo questo e non lo sto vedendo. Poi scioriniamo un altro argomento importante, la cappellata Simeone. Allora, non si può parlare di cappellata Simeone, ma proprio no, perché Simeone voleva andare via da Cagliari e secondo me ha fatto bene ad andare via da Cagliari perché lui non voleva rimanere e a Cagliari stava rendendo poco e male, ok? Non è stata una cappellata cederlo. Anzi, per il bene del Cagliari e della stessa carriera del giocatore, era giusto che le strade si dividessero, perché se tanto Simeone fosse rimasto, avrebbe continuato a fare quello che stava facendo da mesi a Cagliari, ovvero sbagliare tutti i gol praticamente, e noi ce la saremmo presa con lui, quando in realtà è un ottimo giocatore. Io l'ho sempre detto, ho sempre detto che preferivo Simeone a Pavoletti. Non è che abbia scoperto l'acqua calda, è chiaro, però era palese come lui non volesse più rimanere a Cagliari ed è giusto che sia andato via. Adesso sarà compito del Cagliari ottenere il massimo profitto dalla sua cessione, che secondo me sarà inevitabile. Il Cagliari deve fare supermercato a gennaio cominciando a vendere Nannez e comprando giocatori in difesa e attacco. Quali sarebbero i possibili giocatori? È questa la mossa che deve fare il Cagliari? È quella la domanda che faccio io. Perché a questo punto la domanda che comincio a pormi è: farebbe così male, e ovviamente sportivamente parlando, la retrocessione? Perché è una domanda che mi comincio a porre nella testa. Secondo me il Cagliari ha fatto male a dare via Vicario. Basta vendere Cragno e ti rifai la squadra. Adesso non avere una grande alternativa tra i pali. Ma tralasciando Vicario, che ha fatto bene ad andarsene anche lui perché comunque ha 25 anni, il problema è che se tu non hai offerte concrete per Cragno, non lo puoi andare a svendere. Ma tanto cambia poco pure se sei tu il nuovo allenatore. Esattamente, ma poi Gattuso non verrebbe. Gattuso non verrebbe. D'estate bisognava vendere Cragno e tenersi Vicario. Però non c'era l'offerta concreta per Cragno, è quello il problema. Tanto scusate che è arrivato qua un commento che... Ok. Questo disastro parte da lontano, adesso siamo vicini al baratro della Serie B. Giulini per me è esonerato senza appello, ma penso un po' per tutti. Capozucca vuole cambiato. Che vuol dire? Cosa ne pensi di Simeone? L'ho detto che è un ottimo giocatore che a Cagliari non voleva più rimanere e si vedeva. Ha fatto bene ad andarsene, ha fatto bene il Cagliari a cederlo perché se fosse rimasto avrebbe continuato a fare gli stessi errori che stava facendo da tempo immemore. A Verona sta trovando nuova aria, sta trovando nuova linfa vitale. Sono contentissimo per lui perché è un giocatore che merita, ma non bisogna dire che il Cagliari ha fatto una cappellata a darlo via, perché io sono sicuro che
Il 99,9% della gente che adesso dice che abbiamo fatto una cappellata a Dario Simeone via, se fosse rimasto a Cagliari avrebbe bestemmiato perché sarebbe rimasto e avrebbe bestemmiato perché sbagliava gol su gol. Sei mezzo sardo? Sono un quarto sardo. Mio nonno era sardo. Assolutamente, Marco, assolutamente. Quella è la cosa importante. Nel dubbio, l'arrivei. Ciao Manuel, un bacione, tutto bene, stanco ma bene. Ma dove si vuole andare quando negli ultimi 2 anni la gestione della situazione Nandez, Birsa, Nainggolan e Godin, e ci metto dentro pure Cicarini, è stata la fotocopia di una società ridicola. Alzo le mani, hai detto tutto. Hai detto tutto. L'importante è tifare il Cagliari. Io in trasferta ho conosciuto i tifosi del Cagliari che la Sardegna non sanno neanche dov'è. Ti fa per dire ok, dico che ci salviamo come l'anno scorso. Speriamo, Roberto, rimanere in Serie A non sarebbe una cosa così malvagia, però ripeto che mi incomincio a porre la domanda se rimanere in Serie A possa fare concretamente bene al Cagliari. Sicuramente farebbe bene a livello economico, però a livello sportivo non so se potrebbe andare ancora bene. La squadra è più debole dell'anno scorso, sicuramente, ma come l'anno scorso ci sono squadre più deboli del Cagliari. Il problema non è quanto sia forte o debole una squadra, ma quanto una squadra giochi di squadra, perdonatemi il gioco di parole. Secondo me una recessione non sarebbe così negativa per la squadra e per il nostro progetto, se così lo si può chiamare. Esattamente, specialmente se poi si va incontro a delle voci più o meno fondate di una cessione della società. Il 4-2-3-1 sarebbe fantastico, secondo me. Intendi di non far mercato per niente se si retrocede sti cavoli, oppure dici che comunque un buon mercato lo si può fare cedendo Nandez? Cedere Nandez a gennaio io credo che sia la cazzata più grande che tu possa fare, perché ti privi del giocatore chiave del Cagliari, oltre a Joao. Il problema è che tu rischi concretamente, secondo me mai come quest'anno, di fare mercato a gennaio e di ritrovarti con dei giocatori in più che tu prima non avevi in Serie B. Parliamoci chiaro, in Serie B. Siamo la squadra più brutta della Serie A. Preferisco una retrocessione e una rifondazione totale partendo da 3/4 dei giocatori importanti piuttosto che andare avanti con questo calvario. Mi trovi assolutamente d'accordo. Che video ha messo il Cagliari, Marti? Cambiando argomento, secondo te una tra Napoli, Lazio e Atalanta possono vincere l'Europa League? Sì, c'è una percentuale per tutte le squadre di vincere l'Europa League, quindi perché no? Io proverei con Palomba, Contini, Pinna. Pinna è stato ceduto all'Olbia a titolo definitivo, Palomba ancora gioca in primavera e Contini è stato ceduto in prestito al Legnago. Ma il Cagliari sui giovani non ci vuole puntare perché noi giovani li costruiamo per l'Olbia, quindi lasciamo perdere. Michele è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pensi davvero che l'Empoli non lo riscatterà? Io penso che l'Empoli lo riscatterà perché sarebbe controproducente non riscattare Vicario. Il riscatto di Simeone comunque è fissato a 11 milioni, quello di Vicario a 10, quello di Tramoni a 2,5. Che sono soldi. Che sono soldi. Il problema è che la società ha anche bisogno di vendere giocatori che sono attualmente in rosa e che non hanno utilità. Uno di quelli, secondo me, è col mio sommo dispiacere Pereiro, perché Pereiro secondo me le potenzialità ce le ha, però non è stato mai messo in modo di sfruttarle. Non abbiamo mai potuto godere appieno, secondo me, delle abilità di Pereiro. Manca a farla apposta, nominato Pereiro. Preferisci scendere in B e rifondare la squadra e pure la società in caso Giugni vendesse, oppure rimanere in Serie A e fare un altro anno di merda così? Ma io tutta la vita preferirei retrocedere in Serie B. Cioè, credo che a questo punto sia salutare proprio scendere in Serie B.
Nel mercato di gennaio come prima cosa bisogna prendere gente realmente motivata a giocare a Cagliari, non per forza campioni. Assolutamente. Questa è una delle cose proprio primarie. Primarie. Anche no. Anche no. L'Hellas si è convinto 14 milioni per Simeone. Ma magari. Per quello che gli sta a fa a Verona, 14 milioni penso siano anche pochi. Il Cagliari incontra gli sponsor. Deve incontrare i tifosi, non gli sponsor. L'Empoli ci ha superato in classifica. Vabbè, ma se il Cagliari gioca così ci supererà pure la Salernitana, il Genoa. Tutti, tutti. Io preferisco l'anno di merda in A, tanto in B rischiamo solo di arenarci e non riuscire più a risalire. Giusto, cioè non è sbagliato come ragionamento, il problema è che se fai l'anno di merda in A prima o poi retrocedi in B. Cioè è inevitabile. Non è che continuerai a salvarti per il rotto della cuffia perché ogni anno c'è una squadra che fa peggio di te. Prima o poi, statisticamente parlando, sarai tu quello che farà peggio degli altri. Secondo me se non vendiamo Nandez perché il gioco del Cagliari, che ne dici se vendiamo Paoletti, Valujevic, Ligogiannis e anche Strottman? Allora, Paoletti lo puoi vendere ma avrà pochi acquirenti e quei pochi acquirenti non sborseranno tanto perché è un giocatore che viene da 2 crociati rotti e comincia ad avere un'età. Valujevic è giovane ma viene adesso da un'operazione. Ligogiannis, speriamo che c'è qualcuno che ci abbia la faccia addosso a ricomprarselo, sarebbe già tanto, e Strottman è in prestito, quindi non lo puoi vendere. Capozucca, vogliamo tenere Nandez e resta anche Strottman. Vogliamo, non terremo. Quindi io pure vorrei che rimanesse Nandez, che Strottman cominciasse a giocare a pallone, che sarebbe molto utile come cosa. Però staremo a vedere. Sono parole di circostanza. Sono parole di circostanza, è palese. Penso che il Genoa sia una squadra da Serie C, quest'anno retrocedono sicuramente. Ma anche noi non scherziamo. Cioè, noi stiamo sulla stessa onda del Genoa. Ciao Ciccio, godetevi i tramoni, non pensate a noi, godetevi i tramoni, perché merita. Ma chi se lo compra? Non se lo comprerà nessuno. Strottman, sì, Strottman è stata una delle delusioni più cocenti di questo calciomercato. Non per niente, ma perché mi aspettavo veramente che fosse rimasto almeno un giocatore di calcio. Poi che non fosse più la lavatrice, quello poco mi importava, ma almeno un giocatore di calcio. Non è rimasto neanche quello di Strottman. Male male. Ricordiamoci che non abbiamo centrocampo, la sfiga più grossa l'abbiamo avuta con la rottura di Rog, se no staremo a parlare forse di un'altra classifica. Non credo. Io sinceramente non credo. Per carità, Rog è giocatore di qualità indiscutibili. Un campione. Secondo me è un campione Rog. Però non è quel giocatore che sposta gli equilibri. Non è quel giocatore che ti permette di fare tutt'altro campionato, perché non è una questione di giocatori. Il Cagliari, se si va a vedere, la rosa con i suoi enormi limiti, ma ce l'avrebbe anche. Ce l'avrebbe anche, perché se Ligo Giannis incaglia bene la partita, qualcosina la può fare. Se la squadra gira bene, potremmo mettere tranquillamente in difficoltà una grande. Non è un problema di rosa, è tutto quello che non si vede in realtà il problema.
Ah, Ligo è scadenza nel 2022. Vedrai che gli rinnoveranno il contratto tanto. Meglio Pavoletti che Murici come sostituto di Immobile, per quanto il Tirchio Lotito può essere un'opzione reale. Beh, diciamo che il Fenerbahce, cioè, va dato una sola disumana, 20 milioni per quello scarto dell'umanità. Solo la Lazio ha spesi, solo la Lazio. Grazie mille Ciccio, grazie mille. Poi competenza è un qualcosa di opinabile, secondo alcuni potrei essere totalmente incompetente, secondo altri potrei capirne. Mi fa piacere che tu credi che io ne capisca di calcio. Io dico solo la mia. Comunque sì, Tramoni e Roraccio Darcelo lo riscatteremo e ci teniamo un gran giovane con ampio margine di miglioramento, assolutamente sì. Purtroppo il Cagliari non ci ha puntato e mi dispiace andare contro la mia squadra, ma è giusto che sia così perché almeno questi giovani trovano spazio per giocare e trovano spazio per esprimere il loro potenziale. Poi capirai, Cellino ha fregato un giocatore al Cagliari, si starà a sfregare le mani proprio. A me sembra che facciamo troppi errori passando da troppo indietro e non costruendo niente, ma mandando solo palla al portiere e si rinvia. Giocare così non ha senso. Ma non ha senso ogni cosa che il Cagliari fa in campo. Cioè, guardiamo la partita contro l'Inter. L'attacco scordiamocelo. Hanno giocato il centrocampo e la difesa. Che per carità, giochi contro l'Inter, giochi contro la squadra campione d'Italia, tutte le giustificazioni del caso. Ma non è quello l'approccio da avere in una partita simile. Specialmente se tu stai lottando per non essere ultimo in classifica. Cioè, non esiste. Non esiste. Voglio il DS di quelli che hanno venduto Murici a 20 milioni. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Sinceramente non vedevo un centrocampo così scollegato dall'attacco da molto tempo, ma soprattutto prendere un contropiedista come si spetta. Meno male che c'è l'Ovumbo. Esattamente. Esattamente. Tanto l'Ovumbo sta al Como, quindi anche fosse insieme a Cerri. Infatti si chiama anche Lico Giannis. Ma ve lo porto io a Brescia. Te lo porto io. Mi riprendo Pajac e ti porto Lico Giannis. Mi riprendo Pajac. Se ancora sta al Brescia. Lico a 50 milioni. Col DS del Fenerbahce potremmo venderlo a quella cifra. Una volta che spende l'udito arriva una pippa clamorosa. Esatto, esatto. Cioè, una volta che tira fuori i sordi, quelli veri, 20 milioni, arriva il pirata, arriva il Moviola, no il pirata. Fa ridere sta cosa, fa molto ridere. Mi fa piangere che questa maglia gloriosa sia stata indossata dai vari Riva, Francesco, Lizzora, Albertosi e pensare ai giocatori che abbiamo ora. Ma tralasciando il nome, è l'atteggiamento che fa tanto. È l'atteggiamento. È quello che a me mi fa male. Pajac è sempre stato ignorato senza motivo, un po' come Despotov. Despotov è un mio grande rimpianto, come lo è un as, come lo è Sottil, che giustamente la Fiorentina ha controriscattato, da che ce la faccio. Non so se l'ho detto come lo è Han. Ce ne sono di giocatori che a Cagliari avrei voluto vedere per molto più tempo. Non so se vi ricordate anche Adrian, io ero innamorato di Adrian, però purtroppo a Cagliari non ha potuto fare granché. Per Vicario e Tramoni l'unica possibilità che possano tornare a Cagliari è confidare nella loro volontà, ma vista la società che ci ritroviamo probabilmente non succederà.
e secondo me, Matteo, è anche giusto che sia così, perché loro meritano di essere valorizzati. Cagliari è una piazza che adesso dà più valore al nome che alle capacità di un giocatore, quindi meglio di no. Secondo me Mazzarri è un ottimo allenatore, ma non dà la grinta giusta ai giocatori in campo. Non credo sia quello. Non credo sia quello. Il problema non è il mister. Perché se io vado a vedere la partita con la Lazio, la partita col Sassuolo, alcuni momenti della partita con la Roma, io ho visto una squadra che in campo dava grinta, fomentava. Il problema però non è quello. Perché il mister questa capacità ce l'ha. Poi è che è titolarissimo, rigorista e batti tutti i piazzati, appunto. Ma anche no, ma anche no. È più facile che Ligo faccia 5 gol che Pajak un cross giusto. È uguale, avremmo un terzino comunque, anche se pure Pajak in realtà più che terzino è un esterno, però vabbè. Secondo me manca l'atteggiamento al Cagliari, perché secondo me non ha niente in mente dei giocatori dell'Empoli, ad esempio. Sono una squadra, loro sono una squadra. È quello il fatto. Giocano da squadra. Sono compatti. Vedi però la Fiorentina ha fatto schifo negli ultimi anni, ma ha investito nei giovani e quest'anno quelli buoni sono diventati dei prestiti, infatti stanno facendo bene. In più hanno un progetto vero alle spalle e hanno osato tantissimo perché secondo me andare a prendere Italiano come mister al suo secondo anno di Serie A è un grande rischio che però sta ripagando. Quindi GG per la Fiorentina, hanno fatto la mossa giusta. Quest'anno voglio retrocedere ma giocando con moltissimi giovani della primavera titolari, cosa che non succederà mai. Purtroppo non succederà mai. Perché il Cagliari per fare esordire qualcuno è dovuto essere allenato da Zenga. Da Zenga. Assolutamente. Keita no, l'abbiamo comprato, è arrivato a zero. È arrivato da svincolato praticamente. Se tu fossi al posto di Giolini in questo momento, come cambieresti la situazione? Chi manderesti via, chi acquisteresti e chi terresti? Il primo che manderei via sarei io stesso. Cioè manderei via il presidente, perché penso che dopo 8 anni così sia evidente come ci siano dei problemi a saper gestire una squadra di calcio. Dei problemi evidenti e palesi. Affiderei il destino del Cagliari ad una nuova società e poi lì se la gestirà la nuova società. Ma se fossi nei panni di Giulini al momento attuale, io l'unica cosa che farei è vendere. Non esiste altra parola. Come no, con fallo de mano De Cerri che in realtà non era un fallo de mano, però me lo ricordo. In una Serie A dove si comincia a tenere i ritmi atletici della Premier, i giocatori del Cagliari sono impresentabili. Altro punto, mancano i ruoli e la costruzione di squadra. La Serie B è sicura. L'allestimento della rosa è uno dei tanti problemi, però credo che la matrice di tutto sia dirigenziale. Zenga ha fatto debuttare Ladinetti, Gagliano, Carboni, Marigosu e forse Del Pupo. Oddio, Del Pupo non te lo saprei dire. Gli altri sì, me lo ricordo. Mi ricordo Gagliano contro la Juve, dove tra l'altro fece subito gol. Carboni contro la Spal. Ladinetti e Marigosu, se non mi sbaglio, contro l'Udinese. Del Pupo non me lo ricordo proprio, però, che è esordito. Sicuramente prima o poi qualcuno lo supererà. Lo spero.
Sai, se la nostra punta ti fa male, giochiamo col pirata e mi manca molto. Chi ti devo dire? Che età? Ma anche no, ma anche no. Anche no, dai. Assolutamente, Ciccio, assolutamente. Mazzari basta, servirebbero 3 bulldog. Mi sfugge. Se c'è una citazione in questo momento non riesco a coglierla. Secondo me Giulini, se il Cagliari perde anche con il Cittadella, non so se prenderà Gattuso o confermerà Mazzari, ma perdere contro il Cittadella sarebbe da fallimento completo. Ti ricordo che abbiamo perso anche contro squadre di Serie C e nemmeno una volta, anni e anni fa contro il Frosinone. Se non mi sbaglio, l'anno prima che il Cagliari retrocedesse, o proprio l'anno in cui il Cagliari è retrocesso in Serie B. Con un gol di Stellone tipo al 116esimo del secondo tempo supplementare, vabbè. E quella più famosa contro il Pordenone. Quindi perdere contro il Cittadella, secondo me non creerebbe nemmeno questo danno mediatico. Non sarebbe nemmeno un fallimento, sarebbe un qualcosa che un po' tutti sospettavano potesse succedere. Non la vedo come un'ipotesi così remota al momento attuale. Che ne pensi del Brescia? Penso che sia una squadra molto buona che può giocarsi la Serie B. Non mi piace il mister. Non mi piace. Poi non sto seguendo più di tanto la Serie B. Noto che c'è una sorpresa Pisa, che in realtà sorpresa non è perché dopo che si so comprare la società si sapeva che avrebbero investito, però Lucca grandissimo colpo. C'è la sorpresa, quella vera e propria, dell'Ascoli e c'è l'enorme delusione Parma e Crotone, che in fondo non mi sarei mai aspettato di vedere. Io penso che rimanga Walter finché non muore, cioè stiamo quasi pagando 2 allenatori 3 milioni. Quindi probabilmente anche Mazzarri andrà via. Oppure Giulini spingerà per fare in modo che sia Mazzarri a dare le dimissioni. Beh, noi in C eravamo arrivati in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli di Maradona. Pensa un po'. Io a quei tempi non c'ero, non so se dire purtroppo o per fortuna, però non c'ero. Guarda Matteo, faccio come Cabilame. Cioè, preciso. Non lo so, spero di sì, spero di sì. Inzaghi. Inzaghi è l'allenatore del Brescia. Che ne pensi se Balotelli arrivasse a Cagliari a gennaio o Majoral? Punterei tutto sul secondo e mai sul primo. A sto punto era meglio Cellino, almeno si vedeva una squadra equilibrata. Attenzione, dire che Cellino è meglio di Giolini è come dire che Giolini è meglio di Cellino. Cioè, tutti e due hanno i loro pro e i loro contro. Se uno vuole fare il presidente perfetto, secondo me deve unire Cellino e Giolini. Perché Cellino era capace di trovare di far sbucare il coniglio dal cilindro andando a prendere giocatori a prezzo stracciato che poi rendevano bene. Vedi Gedà, vedi Madri, vedi Acquafresca, vedi Astori, vedi Lazzari, vedi a me non è me faceva impazzire Biondini, vedi Agostini, vedi Conti. Spendeva poco e otteneva ottimi giocatori, anche se le sue cappellate, i suoi flop ce li ha avuti. Però a livello mediatico, a livello di branding, come si dice di questi tempi, era scadente. Il Cagliari penso fosse una delle società peggiori sotto quell'aspetto. Era sostanzialmente andava avanti da solo il Cagliari. Giulini ha ampliato questa parte di settore, visto che è un ottimo proprietario di azienda. Sotto quell'aspetto non gli si può dire niente. Se si uniscono questi due presidenti, secondo me esce fuori quello perfetto.
Perché odi il Pisa? Spero davvero che Giulini quest'estate cedi la società, altrimenti rivolta ad Asseminello. Non credo. Non credo ci sarà mai la rivolta ad Asseminello. Lo sappiamo bene, Ciccio. Lo sappiamo bene. Io non dico che Giulini sia ignorante di calcio, però è molto egocentrico, forse anche troppo. Non è che sembra, è calato. Non so se è dovuto all'infortunio alla spalla, ma è calato. Assolutamente. Cragno una delle più grandi noti dolenti di quest'anno. Ciao caro. Con Cellino però siamo andati in Coppa UEFA, ha raggiunto semifinale di Coppa Italia e qualche anno ha lottato per l'Europa. Ma assolutamente, assolutamente. Ma nessuno gli toglierà questo, eh. Vediamo se darà le dimissioni. Che ne pensi di Fazio e di Goldanica per la difesa di entrambi se farebbero secondo te al caso nostro? Allora, Fazio è un giocatore su cui quando facevo il mercato che farei molte volte ho puntato, perché secondo me merita parecchio e potrebbe fare al caso nostro, però più che altro lì si andrebbe a prendere il nome e non il giocatore, perché anche lui è abbastanza avanti d'età. Goldanica a me non è mai piaciuto, quindi non lo punterei. Ma era anche un po' il carattere dei Giulini, se dei Giulini, dei Cellino il problema. Il pro di Cellino è che nonostante tutti i suoi difetti ci teneva alla squadra e gli sapeva dare un'identità anche molto forte, quello sicuramente. Perché sono i tifosi piccoli piccoli dello stadio hanno cantato un coro su due Ultra del Brescia e sono morti dicendo che morte Ultra del Brescia e poi non posso continuare, i tifosi vergognosi. Questo è quello che ha detto Cellino? Ah no, quelli del Pisa, ok, ok. Non mi metto in mezzo a dispute delle altre squadre. Sì, vabbè, ma pure mia nonna che è morta, pace all'anima sua, corre più di Godin, però noi ci abbiamo Godin in squadra. Lì un buon difensore compensa la mancanza di velocità con un ottimo posizionamento. Se tu ti posizioni bene quando vai a fare la marcatura o quando stai per andare nell'uno contro uno, lì la velocità conta relativamente, perché se sei posizionato bene puoi prendere il tempo all'attaccante e lì compensi tantissimo la tua mancanza di velocità. Già Godin è lento e macchinoso. A te piace Piccoli? All'Atalanta non mi è dispiaciuto. Allora, il mercato che farei io a gennaio non l'ho mai fatto. Mai. Quello è una prerogativa dell'estate. Però uscirà il pagellone. Uscirà il pagellone. Guarda il lato positivo, giocate le stesse coppe europee del Milan. Adesso vedo il bicchiere mezzo pieno, grazie. Adesso sì che vedo il bicchiere mezzo pieno. Adesso mi sento un po' meglio. Ritorno di Zio Balla e ci salviamo. Purtroppo ha allenato il Genoa all'inizio. Purtroppo ha allenato il Genoa all'inizio, quindi quest'anno non può allenare. Perché se non Ballardini non ci stava male. Secondo voi servirebbe un Cistana accanto a Godin, un difensore di esperienza? Un Cistana ci starebbe. Poi a centrocampo non mi dispiacerebbe nemmeno Bisoli. Però noi i giovani non li vogliamo, quindi. Mo non si allargamo, dai.
Eh, so che l'hai fatto in maniera goliardica, ma non ce la faccio perché è proprio una bestemmia. È proprio una bestemmia. Secondo me la schifezza più grossa è stata quella di svendere Barella a prezzi di saldo. Colpa anche del giocatore, eh. Ma tu adesso le guardi le partite del Cagliari e lo tifi tanto come prima oppure per te è indifferente vederlo e non lo guardi quasi mai? Allora, ti devo dire che è chiaro e palese come questa situazione sia diventata logorante. Prima vedere il Cagliari era un evento di gioia, cioè uno non vedeva l'ora che arrivasse il giorno della partita per vedere il Cagliari. Adesso è diventato un supplizio. Quando ho la possibilità, e non molto spesso accade, me le guardo volentieri le partite, cioè volentieri, me le guardo perché lo vedo, la vivo più come un dovere piuttosto che un piacere. Eh, Però se ti devo dire che mi incazzo per una partita persa, ormai non mi incazzo più perché è diventata la routine. Ormai il nostro motto è diventato ti amerei anche se tu vincessi. E... Però è chiaro che qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato. Non c'è più la stessa passione di prima, perlomeno da parte mia. Amerò sempre alla follia il Cagliari, ma vedere queste situazioni è veramente vergognoso, ti fanno perdere voglia. Si parla di Lovato dell'Atalanta o Gabbia del Milan, a mio parere sono ottimi, vedremo che si riuscirà a fare. Ma rimane una cosa insensata se tu vai a cedere i giocatori della tua primavera, ma vai a prendere quelli degli altri. Rimane una cosa che io non concepisco. Cioè, perché tu devi cedere i giocatori della tua primavera, vai a dare Lella all'Olbia, eh, e Cusumano al Coso, al Pesaro, e poi vai a prendere Lovato o Gabbia. Cioè, non ha senso. Io da quello che mi ricordo non era male. Non era male. Vabbè, ma Godin c'ha pure 30 anni e passa, eh. Vabbè, per un giocatore di Serie B non è tanto, cioè non è poco. Questo sì, questo è ovvio. Sì, Ciccio, me lo ricordo benissimo e ho goduto anche. Ho goduto anche perché poi c'era tutta la cosa de Brescia Cagliari 4-0 con l'infortunio De Colì su De Sena. Il ritorno 6-0, devo dire, ho goduto. Ecco, per esempio, io D'Ambrosio, se il Cagliari, nella sciagurata ipotesi, non punti su Bellanova, che sarebbe una cazzata, perché al momento attuale è un pilastro Bellanova del Cagliari, io un giocatore come D'Ambrosio me lo prenderei a occhi chiusi, perché ritengo sia un ottimo, ottimo giocatore, specialmente per una squadra come il Cagliari. Quanto è vero, eppure stavamo per perdere il primato della Serie B contro il Crotone di Juric e Budimir. Andiamo bene, andiamo bene. Sì, col coso di Deio era Santo Stefano, confermo. Buonasera Manuelito. Secondo me il Cagliari non è da buttare, bisogna vedere chi gioca male. Mazzari ha detto che mandava fuori rosa i giocatori che non andavano, che non andavano. Non rescisso il contratto di Farias, sei d'accordo? No. Io Farias personalmente lo avrei tenuto fino alla morte, però capisco che anche lui era un giocatore che non voleva rimanere a Cagliari, quindi è giusto che sia andato via. Ma Sabiri l'attaccante? Perché qualche highlights, dai ce la faccio. Qualche highlights dell'Ascoli l'ho visto e non mi sembra per niente male sto Sabiri.
Sì, infatti a vedere il fallo che ha fatto con lui mi sono vergognato che ha protestato. In quel sì, cioè pure il fatto che abbia protestato quando gli ha rotto tibia e perone, m'ha lasciato un po' sbigottito. Ci starebbe D'Ambrosio, ogni tanto gli scappa qualche gol. Esatto, non sarebbe male. Io porterei in prima squadra il figlio di Capitan Conti, ma io sai quanti ne porterei in prima squadra? Io tutti quelli che sono stati mandati in prestito, farei giocarlo Fumbo in prima squadra e azzarderei ogni tanto, non a farlo giocare, ma perlomeno a portarlo in panchina, Masala. E poi non avrei mai fatto andare via Kuta. Mai. Mai, mai, mai. Come sei stato dopo Inter Cagliari? Guarda Manuelito, ormai le partite del Cagliari le sto vivendo con un distacco che è difficile che una sconfitta mi possa toccare. È vergognoso come il Cagliari stia giocando, come si approccia alle partite, però non riesco più ad incazzarmi, ma non riesco nemmeno a essere felice se il Cagliari vince, perché credo che ormai si vada incontro a un destino già scritto, certo. E anche qualora, nella sciagurata ipotesi che il Cagliari si salvi, non prendiamola assolutamente come un traguardo, perché sarebbe la condanna definitiva per questa squadra. Ciao Christian, grande D'Ambrosio. Mo chi è Holzer? Pare il nome della medicina. Ceppitegli un anno e passa e sta davanti a infortuni. Beh, c'ha 17 anni, poi esordì, eh. Ha esordito Pellegrini che ce n'ha 16, quindi figura se non può esordire in Masala. Ma Bellanova è un ottimo giocatore, ma probabilmente non rimarrà. Per non piangere sempre, ricordiamoci di Inter Cagliari 4-1, cioè Inter Cagliari 1-4, l'anno in cui siamo retrocessi. Vada. Ma a mani basse, Manuelito, a mani basse. Sei d'accordo con Mazzarri quando dice che i giovani vanno inseriti quando la squadra gira a 1000? Io personalmente punterei sia sul tridente offensivo che sull'inserire qualche primavera. Io credo che sia un'enorme cazzata quella che abbia scritto, perché se tu aspetti il momento migliore per far giocare quelli della primavera, raramente li farai esordire. Tu li devi portare. Io ho fatto questo esempio, Alessandro, te lo spiego così capisci quella che è la mia idea. Io ritengo che mandare i nostri giovani in Serie C e poi aspettare che siano pronti per la Serie A è un po' come aspettare che un ragazzo prendi il diploma di quinta superiore facendogli fare sempre e solo le elementari. Non prenderà mai il diploma di quinta superiore. Poi ci può essere quel caso su 1000, su 1.000.000 in cui ci riesci, ma è un caso, non è la normalità. Per farti capire quella che è la mia idea. Se tu non porti i tuoi giovani a giocare la competizione per cui tu competi, non li preparerai mai. Perché il campionato primavera non... Sta sigaretta di merda. Il campionato primavera non li prepara, il campionato di Serie C non li prepara, il campionato di Serie B non li prepara. Devono giocare in Serie A. Non gli fa fare le partite intere? Giusto, legittimo. Gli fai fare 20 minuti di una partita, gli fai fare 10 minuti, gli fai fare 5 minuti, ma gli fai vedere in quale categoria deve giocare. Tanto mi so perso. Ah no, ecco la ciabatta.
Olsen credo sia allo Sheffield, credo, in Premiership. Sì, sì, Giuseppe, ormai una sconfitta non mi tange più. Ah, ok, ha già giocato lì da voi? Sì, Manuelì, ma io sono mesi che sto di che il Cagliari sportivamente parlando è morto. Secondo me andrebbe bene anche un ritorno di Rugani in difesa come idea e Di Marco come difensore e terzino a centrocampo. Prenderei dal Milan un regista come Bennassera e in attacco Majoral. Non sarebbero nemmeno male come colpi, però sono tutti onerosi se li vuoi prendere. Dove sta mancando il Cagliari, secondo me? In dirigenza. In dirigenza. Vabbè, 12 milioni per una squadra di Serie B sono tanti, eh. Sto a aspettare il 5-4 dell'Udinese io in realtà. Punti su Obert, io ci punterei, sì. Non c'è stamattina eravamo a scuola, avevo davanti il prof di francese e mi è caduto il telefono e già tanto non ho bestemmiato. Ti capisco. Anche che ti faccio vedere il mio telefono, è giusto un po' rotto, un pochino. Vedo è meglio di Joao, che Joao è meglio di Lofeo, che De Lofeo è meglio di Pedro, Pedro è meglio di Pereira e Pereira è meglio di Diaz. Madonna che giro. Che al mercato mio padre comprò. Qual è la squadra che mi sta più antipatica? Ce ne stanno due. Una è la Roma e l'altra è fallita, che è il Chievo. Però perché per forza la colpa alla dirigenza se i giocatori in campo giocano male? Io non darei colpa alla dirigenza, ma appunto ai giocatori. Non è un ragionamento sbagliato quello che fai, ma il problema è che quello che fa la dirigenza si ripercuote su quelli che sono poi i giocatori in campo. Perché se tu non prendi i giocatori adatti per fare un determinato ruolo, è chiaro che tu avrai una carenza costante per tutto l'arco del campionato. È vero che poi in campo scendono i giocatori, ma la gestione della rosa parte in principio dalla dirigenza. Senza contare che poi ci sono evidenti problemi di comunicazione tra la società e i giocatori che non lasciano indifferenti. Ti faccio l'esempio il caso di Nandez quest'estate, non so se lo sai, non so nemmeno se tu sei tifoso del Cagliari o meno, però il fatto che Giulini avesse palesemente detto e promesso a Nandez che lo avrebbe venduto e così non è stato. E Nandez, ribadisco anche questa cosa, ci sta facendo un favore a rimanere, perché è un giocatore che potrebbe militare tranquillamente in una big. Oppure il caso Pavoletti, Cicarini dell'infortunio, le voci ricorrenti che girano attorno ai giocatori del Cagliari, vedi l'epoca Clavan, Terò, Castro. È una società incapace, tra l'altro anche nella maniera più palese possibile, di gestire un club di calcio. Anche De Socus secondo me non è male, però Masal è quello che ha avuto più eco mediatico. Al momento attuale è uno dei migliori. Noi ci scherziamo, ma è veramente uno dei migliori per rendimento. Vabbè, Joao, Joao. Che ha vinto l'Udinese? Un Intertoto? Perché se ha vinto una Coppa Europea, giusto l'Intertoto può essere. Sarebbe bello, ma non credo andrà in conference. Troppo alto.
Sì, sì, lo so benissimo, sono stato tifoso e purtroppo ogni volta che vedo il Cagliari lo tifo proprio fortemente e sino ancora quando segna e poi mi deludo perché non vinciamo. Ma io purtroppo non so nessuno per dirte che non devi fa' così, ce stanno molti che dicono: ma tanto è solo una partita, eh". Io non so nessuno per giudicà, ognuno vive il calcio a proprio modo. Te posso dì che continuando così te farai tanto male, verserai tanta bile. Quindi abituati alle incazzature perché dopo te pesa di meno, o abituati ad essere deluso. Tra quanto chiudi? Guarda, non ho visto l'ora, sono le 10, 10 minuti e chiudo. Secondo me Cagliari non farà mercato a gennaio, forse arriverà un centrocampista in prestito, ma va bene così, la squadra va smontata totalmente e non lo si può fare a gennaio. Sì, o meglio, se lo fai a gennaio, più che suicida, credo che tu faccia capire quanto tu voglia retrocedere. Vero, vero. Anche quello ha influito. Sì, Bills è ancora vivo, si è svincolato, adesso non so se gioca ancora o se si è ritirato. Qua Matteo dice che si è ritirato, quindi non credo, non credo. Secondo me no. Dicono che si è ritirato. Ma vai tranquillo, Marti, vai tranquillo, non ti preoccupare. Hai assolutamente ragione, però bisogna sostenerla bene la squadra, perché altrimenti ci ritiriamo già da ora e ci mettiamo l'anima in pace. Guarda, Ema, te lo dico sinceramente, io il Cagliari l'ho sempre sostenuto e sempre lo sosterrò. Ma il sostenere non significa che io sia cieco. Io certi problemi li vedo, sono evidenti. E sono problemi su cui non ci si può sorvolare, perché sono pesanti. Ed è giusto che vengano risolti, perché ce lo meritiamo noi, perché noi per il Cagliari spendiamo soldi e tempo. I soldi possono tornare indietro, il tempo no. Il tempo no. Giulini, nella sua prima conferenza stampa da presidente del Cagliari, ha detto che lui è solo colui che gestisce il Cagliari, i veri proprietari siamo noi perché noi siamo i clienti, coloro che usufruiscono del Cagliari ed è a noi che deve rendere conto. Non lo sta facendo. Quindi sostenere è un conto, farsi prendere per il culo è un altro. No, secondo me lo avreste vinto con Ali Adnan. Con Ali Adnan potevate vincere lo scudetto. Non so se ci resteremo parecchio, però secondo me una retrocessione serve a questo punto. Grazie mille, Ciccio, grazie mille. Se sta andando, ti auguro una buona notte. Poi mi iscrivo, tranquillo. Secondo me, se Mazzarri va via, prendiamo un allenatore con le palle e ci salviamo. Un allenatore con le palle non viene a Cagliari perché Giolini non può avere un allenatore con le palle. Non c'entro col calcio, però sto attraversando un momento difficile. Sono stato sospeso a scuola per un mese. In famiglia ci sono cose che non vanno. Cosa mi consigli di fare? Oddio, non saprei cosa dirti. Non saprei cosa dirti, Christian. Dall'immagine di profilo vedo che comunque sei un ragazzino, praticamente. Non so che cazzo hai fatto per farti sospendere da scuola un mese. Le cose che in famiglia non vanno ci sono e ci saranno sempre.
basta parlare. Non dico che tutto si risolve, però l'importante è sapere di provarci. Quella è l'unica cosa che conta. L'unica cosa che conta. Non sono la persona più adatta, purtroppo, a cui disse cose. Mi dispiace, vorrei essere più d'aiuto, però questo è il mio massimo. Il Cagliari, la città di Cagliari, i cagliaritani non meritano questo. Parole sante. Qua hai toccato un tasto dolente perché l'Arsenal è la mia squadra preferita in Inghilterra, oltre al Bristol City. Ma visto che non farai il video del mercato che faresti, mi potresti dire chi compreresti e chi venderesti? Chi venderei? Godin, Cepitelli, Faragò, Ligo Giannis, rescindere il contratto a Strootman, Grassi, De Iola, Seter e Pavoletti. Chi prenderei? Tutta gente che possa farsi i ruoli. Miro, io non ho voglia di andare a lavorare domani, come faccio? Non me lo chiede perché io pure non è che sto tanto lontano da quello che hai detto, eh. Anzi, tra un po' vado perché alle 5:30 mi devo svegliare, quindi io pure non è che sprizzo gioie da tutti i pori per andare a lavorare domani, però ringrazio qualsiasi cosa ci sia lassù per il fatto di aver trovato anche solo un lavoro. Esonereresti Mazzarri? No. Faccio anche questo. Il riassunto della live, praticamente. Mortacci sua che non fa giocare Luis Alberto, io ce l'ho al Fanta. Ma oddio, è sbagliato di che secondo me hai fatto bene, però secondo me hai fatto bene. Però ste cose le devi dire, le devi far presente alla scuola, ai genitori. Cioè, fotte sega se ti dicono che sei un coglione perché sei vittima del bullismo. Cioè, ma che sta scherzando? Come si dice a Roma, ma manna l'ho bevuto, ma che cazzo te frega? Comunque noto a Cagliari città un certo tepore di noia per l'ambiente Cagliari calcio, non c'è proprio entusiasmo, ma Sarricchi, cioè, dopo un po' penso sia inevitabile. Dopo un po' diventa inevitabile questo clima. Io darei Giulini all'Inter, esatto, esattamente. Non mi prenderei su Ning perché tanto non c'ha una lira manco per piagne. Cioè, l'unico cinese che non c'ha più i soldi ce l'abbiamo in Italia. Però sì, darei volentieri Giulini all'Inter, lo rimanderei lì nel CDA dell'Inter. Esatto. Secondo me Mazzari è un buon allenatore, fossero il problema. Se si costruisce una buona squadra, con lui si potrebbe portare avanti un buon progetto. Vero? Molto vero. Ma io direi pure a titolo definitivo, Giulini. Addirittura, massima. Mandiamola all'Olbia. Scusa, al posto di mandarci i giovani, ci mandiamo Giulini. Dai. Che ne pensi di Mourinho come allenatore? Sinceramente non ho... Dio, da quando è tornato alla Roma non è che mi sono fatto un'idea così chiara perché già faccio fatica a stare dietro al Cagliari e penso che mai come quest'anno sono stato lontano per cause di forza maggiore dalla Serie A. Quindi sto guardando veramente... No, non ho mai guardato una partita di Serie A che non fosse quella del Cagliari. Quindi non ti posso dare un giudizio, però penso che a livello mediatico la Roma abbia fatto un gran colpo.
Chi prenderesti in difesa? Ti rispondo Christian con una risposta un po' paracula, con gente che sa giocare. O Cusumano. Anche Cusumano non sarebbe male. Tranquillo Manuelito che l'abbiamo capito. Mi dispiace Christian, mi dispiace tanto. Sinceramente non voglio sapere né il come, so cose private. Te posso dire solo che mi dispiace e che te sto vicino. Purtroppo so cose brutte, so cose veramente molto brutte. Chissà, chissà. O chissà se l'Unipol abbia investito perché sa qualcosa che noi non sappiamo, magari un futuro acquirente. Non lo so. Non lo so. Comunque ragazzi, sono le 10:11, io vado, vi ringrazio per la compagnia, vi mando un bacione, spero di ritrovare il tempo per fare una live perché mi è mancato fare live. E niente ragazzi, noi giochiamo sabato con l'Udinese, il video pass partita non uscirà perché non sarò a casa, probabilmente nemmeno me la guarderò, quindi il video post partita non uscirà. Speriamo di rivederci il prima possibile. Detto questo, sempre, sempre, sempre Forza Cagliari perché la parte più bella del Cagliari siamo noi. Nemmeno domani con il Cittadella me la guarderò la partita perché ho una guida, sto facendo le guide per prendere la patente e quindi non mi guarderò la partita col Cittadella. Chiudo perché se no faccio un saluto eterno e non finisco più. Vi mando un bacione, sempre Forza Casteddu e noi ci vediamo alla prossima. Belli regà.